A circa 3 settimane dall'operazione anticamorra di polizia e guardia di finanza nel Veneto orientale partono le udienze del riesame. Gli indagati puntano all'alleggerimento della misura cautelare disposta dal GIP nell'ordinanza con cui sono finite in carcere 47 persone, 36 delle quali in alta sicurezza, 3 agli arresti domiciliari, più vari obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Martedì sarà il turno tra gli altri di Mirko Mestre, sindaco dimissionario di Eraclea, ed Emanuele Zamuner, accusato di essere il collante tra il primo cittadino e Donadio. Sia fare chiarezza sulle singole posizioni, ci penseranno i tribunali, rimane comunque in generale lo shock di un territorio che si è scoperto non immune da fenomeni che nell'opinione dei più venivano relegati ad altre regioni. La comunità non solo di Eraclea ma un po' anche del Veneto orientale alla quale appartengo è stordita per quello che è accaduto ed è chiaro che accettare una realtà diversa da quello che si immaginava non è mai facile, come quando, che ne so, accade un lutto che uno ci vuole del tempo perché se ne renda conto, e lo stesso anche rispetto a quello che è avvenuto in questi giorni e che avverrà. L'importante è che l'attenzione, e qui mi rivolgo anche agli organi di stampa e di comunicazione, venga tenuta alta